calore africano, però attenzione al weekend, specialmente domenica. In effetti tanti meteo, tanti diciamo climatologi e tutti stanno tutti quanti d'accordo che domenica sarà davvero dura, cioè arriverà una forte tempesta che potrà causare grandini, allagamenti. Diciamo che sono un po' preoccupati di questa perturbazione che sta arrivando, anche perché essendo una bassa pressione molto alta, infatti sono preoccupate perché le temperature sono a più 40, più 39, più 38, più 41. Poi domenica arriverà una perturbazione di bassa pressione e come ben sappiamo ragazzi, quando si incontra aria calda con aria fredda succede davvero un casino. Infatti loro hanno detto si possono formare tornado, temporali violenti e forti raffiche di vento. Diciamo che potrà succedere che domenica 28 luglio ci sia casino, soprattutto però al centro-nord, va detto, non a sud come sempre, noi stiamo sempre scartati, quindi massima attenzione a domenica perché si potrebbe innescare questo forte, diciamo, tempo intenso come l'hanno detto. In effetti sarà molto molto duro, quindi sì, infatti solo al centro e al nord purtroppo, qua moriamo col caldo noi. Quindi ragazzi, massima attenzione a sabato notte e domenica, diciamo in generale, perché arriva questa forte pressione che a contatto con 40 gradi che ci sono lì sicuramente farà qualche danno. Speriamo di no come sempre, però sempre se qualche cosa scappate dove potete, non rimanete in auto perché l'auto è l'ultima cosa che, se si allagano le strade, vi porta anche con tutta l'auto, quindi evitate di stare in auto, aprite l'auto e andate via. Io tante volte vedo video di persone che vengono trascinate fuori dall'acqua e dico ma non stare, penso fra me e me, non stare nell'auto, scendi e vattene, non pensare all'auto, pensa a te stesso. A volte ci sono video che vedo che sono assurdi proprio, cioè tu vedi che sta arrivando questa marea d'acqua, scappa dall'auto, fai là dentro. La forza dell'acqua non la ferma nulla e niente, quindi figurati un'auto, la porta via come un galleggiante. Quindi ragazzi, massima attenzione, non andate vicino al mare perché sicuramente vicino al porto e sono stati inghiottiti dal mare, quindi evitiamo proprio queste cose che davvero sono inutili. Quindi perlomeno questo è il mio consiglio, poi ognuno ragazzi fa che vuole. Quindi massima attenzione ragazzi per domenica, sabato notte. Questa è una cosa che vale per il centro e per il nord. Noi a sud rimaniamo con il nostro amico africano. Sì, Patti, ma la cosa più stupida da fare è andare a vedere il mare quando è agitato con l'auto, tu vai sul porto vicino al mare, ma chiunque capisce che un'onda può portarti al mare. Se a volte ci sono delle cose che non dovrebbero succedere, succedono per incoscienza delle persone pure. Oppure vedi, allora una volta a me mi è capitato qua a Salerno, una sola volta, ho visto che stava scendendo un fiume di acqua. Io non ci ho pensato 2 volte, infatti io ho lasciato tolto le chiavi dell'auto, ho messo il freno a mano la prima dentro, sono sceso e me ne sono andato. Sono salito su una parte di un albero e buonanotte. L'auto è camminata, l'ha portata giù in paese, diciamo in discesa. Si è fermata perché stava davanti a un cancello di ferro che non è andato giù. Però voglio dire, poteva andare peggio. Quindi tante macchine sono andate giù da un dirupo oppure da altre cose, quindi, ma io non ci ho pensato neanche mezza volta. Come ho visto che l'acqua scendeva veloce, io sono sceso dall'auto e sono scappato via, mi sono messo subito in alto perché avevo visto che la macchina incominciava a camminare. Come ho visto che la cosa si metteva male, ho detto ma che me ne importa dell'auto, stati bene.
ho tirato il freno a mano, tutto, ma l'ha portato allo stesso via, quindi ho messo la prima, perché molte macchine sono andate giù in tipo un burrone, quindi immagina se stavi lì. Questi invece io video a volte su Maltempo al nord e vedi queste persone che con tutta sta furia st'acqua che poi sta avanzando, non è che arriva all'improvviso. E questi stanno ancora in auto e cercano di camminare. Cioè, ma voi capite che devi scendere dall'auto? Cioè, un po' di buonsenso pure ci vuole. Io ho visto un video ultimamente su YouTube. Sì, sì, ho visto un video su YouTube di una persona che incomincia ad arrivare l'acqua, lui la vede e continua a camminare con l'acqua. Aumenta l'acqua e lui cerca ancora di camminare costato. Ma voi capite che devi scendere e devi andare via? Cioè poi non so che fine ha fatto, non lo so se è andata bene o se è andata male. Però voglio dire io, che pensi all'auto? Beh, pensa alla tua salute, cioè la gente a volte non lo so, mi meraviglia. E a me mi importa dell'auto, ma non te la prendi, ma chi me ne importa? Come si dice? Stiamo a piedi, quando ci possiamo permettere un'altra auto ce la permettiamo, però abbiamo la pelle ce la portiamo a casa. Questi invece no, questa cosa del si mettere in macchina e cercano di scappare da questa ondata di acqua che arriva, ma dove scappa? Oppure a volte ho visto un video proprio a volte e cerca di portare la macchina su e quella è la macchina, no va. Ma vuoi scendere e ne vai da questo sottopassaggio? Cioè fanno la fine dei, come diciamo noi, dei topi, cioè muoiono affogati. Cioè è una cosa proprio senza senso secondo me. Perché cosa? Per cercare di salvare l'auto. Cioè avvocato fa freddo a te? Perché il ca fa capere. Capisci? Quindi le persone a volte non stanno bene secondo me. Ma sì, infatti, guarda, ho molti video, pure io vedo video di altri su YouTube, non è che faccio solo i video miei e guardo i miei, pure guardo tanti video al giorno che non hai idea. E vedo la gente che quando è maltempo e questa, diciamo, ondata di acqua arriva cerca di salvare l'auto. Ma cerca di salvare te stesso, esci dalla macchina e vattene. Proprio, perché cosa? Per una macchina di 10 o 20 mila euro. Io rischiare di morire, ma non se la porta il fiume e tutto, ma dai, noi scherziamo proprio. No ragazzi, qua stiamo a 30 gradi mo. Quindi stai più avanti di 5 gradi, però anche oggi la vedo pesante, la verità. È come ieri, ieri sera ho fatto un video, il cielo era rosso, ho detto ma andiamo bene. Ti compri una barca e fai buono. Io pensavo che ti compravo un condizionatore, la verità. Secondo me comprare 2 condizionatori di questi tempi è una cosa buona. A volte mi pento che l'ho tolto, ti giuro. Mi teneva pulito, non fa nulla. Perché col ventilatore non faccio quasi nulla. Gira aria calda in casa alla fine. L'aria calda da qui va nel salone. Andone, fa una bella cosa. Vai. E non, neanche in Finlandia può andare. Perché pure là fa caldo, c'ho gli amici che stanno a più 32 gradi in Finlandia, quindi no. E vai a fare una vacanza tipo al polo, pure al polo nord fa caldo, quindi non puoi andare da nessuna parte volendo. Fai una cosa, metti 5-6 climatizzatori a casa e fai l'atmosfera natalizia. Lo metti tutti a 10-5 condizionatori a manetta che ha freddo glaciale e crei un'atmosfera natalizia. Viaggi con la barca e fai buono, sempre caldo fa po'. E poi giustamente la bolletta della luce, quello già così arriva forte, figuriamoci con i condizionatori. Quindi se metti 2-3 condizionatori, se va bene paghi 600-700 euro di corrente, se ti va bene. Mi ricordo quando avevo il bar avevo 2 condizionatori, a parte tutte le altre luci.
e arrivava sempre 700-800 euro al mese. Come dicevo io, erano patane. Sì, sì, alla fine paghi più 6 euro la luce che la casa. E vabbè, l'acqua costa già più poco. La luce è quella che costa di più, anzi la luce e il gas mo sono quelle cose che ma ultimamente è arrivata una, come si chiama? Una bolletta di 120 euro di gas. Stava scritto consumo attuale 40 euro. E poi quell'altro di là non ho capito che cos'era. Io voglio di parlare con quello del gas, non ci sta stando trasporto, IVA al 10%, IVA al 20%. Cioè al finale io avevo speso 40 euro di gas per un po' di caffè che è quasi orario. E speriamo bene che oggi passa presto, oggi e domani. Dice che domenica si abbassano le temperature. Perlomeno già questa è una cosa, mentre al centro e al nord arriva questo grande acquazzone. Beata pure. Che non arriva mai niente. Anche a noi in maltempo proprio non ci penso proprio. Vabbè ragazzi, ci sentiamo e speriamo bene pure oggi. Io ora mi faccio un bel caffè e partiamo.